adolescenza, gli anni delle scuole superiori sono stati degli anni veramente difficili. Volevo essere Sid Vicious, non ce la facevo, però volevo essere uno studente decente, che i miei genitori non si incazzassero, e non ce la facevo, cioè qualsiasi cosa non ce la facevo. Che ama l'hard rock, ma che riesce a conciliarlo con gli studi classici, mi pare. Vabbè, chiaramente l'heavy metal non è che mi occupa tutta la giornata, io l'ascolto soprattutto come hobby, è l'unica cosa che riesce a divertirmi l'heavy metal, divertirmi e impegnarmi allo stesso tempo. Quindi no, non andavi bene da nessuna parte in realtà, non era una questione di borghesi contro alternativi, cioè io ero alla terza posizione, cioè non c'entravo niente mai con nessuno. Io ero invasatissimo, suonavo tutto il giorno con ovvi retroscena drammatici sulla mia vita scolastica per vari motivi. Frequentando poi da grandicello i centri sociali, ho conosciuto il punk, gli anarchici mi hanno fatto un po' innamorare, quindi sono stato a cercarmi i Sex Pistols, i Clash, quelle cose lì. Volevo creare un mondo che fosse giusto per me, non cambiare quello degli altri. Quando sono tornato al servizio militare, sono tornato, adesso devo andare a cantare in una band. Ho fatto una specie di provino, immediatamente non mi andava bene perché facevo un cover. Poi dovevamo suonare con i Frutteti di Arsi, che per me erano la band di riferimento a Padova. Il nostro chitarrista dell'epoca non si è fatto male un piede, abbiamo dovuto annullare il concerto. Per me era ok, troppo. Non puoi togliermi il sogno di suonare con i Frutteti di Arsi. Perché io volevo avere assolutamente una band. Band con queste influenze musicali che erano esattamente le mie, cerca chitarrista e ho risposto e sono arrivati a casa mia i Mr. Gin. Mr. Gin. Ed erano veramente un gruppo scarso da far paura, scarsissimi, però erano una band. Abbiamo trovato Royce e da lì sono partite le caos, perché poi Royce ha cambiato la band totalmente, ha detto no, le canzoni fanno schifo, buttiamo via tutto, cambiamo nome, non ci capiamo più Mr. Gin, facciamo tutte canzoni nuove, e da lì sono partiti i Great House. 94-95, avevo 19 anni, ho 19 anni, sì, quindi 95. Era il 1995 la prima volta che ci siamo trovati in sala prove a provare qualcosa, ok? Il mio sogno di bambino era suonare come i Metallica e vivere come un Motley Crue, quindi Kelly era esattamente, perfettamente della mia stessa idea, soprattutto sul secondo aspetto, e quindi è iniziato subito, praticamente subito, un periodo molto frizzante. Quattro ragazzi che vogliono andare sul palco e lasciare un graffio su chi ti vede, non importa che sei in un palazzetto o se sei in un centro sociale diroccato con 6 persone davanti, non importa. I testi nostri erano le cose più cattive, tra virgolette, che io potessi pensare, c'era qualcosa di scioccante, quindi parlavano di sadomaso, di vita di strada. Ed eravamo così, perché il primo periodo di Crack House per me è stato mostruoso, cioè eravamo talmente folli che io buttavo dentro il punk, il metal, la musica, non mi interessava niente. Poi quando è uscito con le rotoi è stato molto più facile, perché di culo Metal Shock ci ha dato il miglior demo del mese. Gli uomini ci odiavano, le ragazze un po' meno, e quindi andava bene.
Noi siamo, io e Royce andavamo in giro per tutti i locali che potevamo immaginarci a far vedere quel giornale per dire wow, facci suonare qui. Mentre abbiamo iniziato a suonare, io ero convintissimo ovviamente e ho sentito a un certo punto un botto clamoroso, un po' un tonfo, mi sono girato ed era Kelly, il Beppe, che si era lanciato in aria, si era buttato, si avvinghiava col microfono urlando come un pazzo e gli ho detto cazzo figo. Che ne so, hai nei negozi per animali per comprarci le catene, i collari. E adesso arriverà comunque sul palco, cari signori, che voi o ci amate o vi facciamo veramente schifo, però nessuno di qua esce senza un ricordo di sta serata. Siamo entrati talmente tanti in amicizia fin da subito che proprio le prime settimane mi ricordo che io ero gasatissimo, ma anche con insomma un po' di strizza, no? Perché dici cavolo, sì, sei nella band che comunque diciamo nei limitrofi ascolti di più, vai a vedere dal vivo tutti i concerti. Mi suona il telefono e Fulvio mi dice vuoi suonare con gli Honey Rocks? Io scusa, prima data in Italia Pedro. Avevo appena suonato con gli Honey Rocks e quindi mi sentivo proprio figo. Di fan sul serio, poi da lì abbiamo iniziato, abbiamo fatto tanti concerti, siamo andati, abbiamo fatto tour di tutta Europa. Il più bello in assoluto penso sia il tour in Svezia. Pleasure Toy, abbiamo fatto Kill Pistol, facciamo un cazzo di album e quindi ci siamo messi sotto. Poi abbiamo recuperato delle canzoni vecchie, perché per esempio Pleasure Toy, la canzone era uscita solo in cassetta, è stato un po' faticoso, però è venuto molto bene. Però è venuto molto bene, ma ecco, sono molto fiero. Apro una parentesi su Kelly, secondo me è stata la vera corona portante della scena di Padova. Cioè lui, come lo vedevi, sostanzialmente era molto importante la coerenza per creare comunque interesse vero. Mi dava l'impressione di essere uno che se ne fregava di tutto e di tutti. Cioè, mi sembravano una band di Los Angeles. Beppe che suonava a torso nudo con il boa di struzzo e le ragazze in visibilio sotto il palco. Li vedevo 3-4 volte al mese, erano bravi e quindi secondo me era giusto che un gruppo del genere venisse conosciuto da più persone possibile. Sputare sul palco, truccarsi, sono stati veramente prima uno shock, poi un'influenza pazzesca per me. Ti svegli la mattina e sai che devi andare a suonare nel locale con la band appunto che insomma hai ascoltato per tutto quel tempo, sei felice. Poi ovvio, come tutte le cose, ci fai l'abitudine, ma è sempre stato bello comunque anche per tutta la componente personale, che ci si trovava bene insieme, si stava bene insieme. Però certo, come tutte le cose, poi a un certo punto diventano routine. Io abbiamo perso per strada il batterista
i suoi personali, lui voleva fare il musicista di professione, poi per caso c'erano pochi soldi che entravano, quindi, ma in maniera assolutamente amichevole. Però avevamo in ballo un tour australiano, abbiamo recuperato un batterista al volo. Lì abbiamo spaccato veramente i culi. Abbiamo fatto il tour australiano, siamo tornati, però qualcosa si era rotto. Guarda caso, l'unica data fissata dopo questo tour è una data banale, che è la nostra casetta. Beh, sai, quando ti arrivano gli indizi dal cielo, no? E dici, dai, chiudiamola qua. È bene così. Mi dispiace, vi lasciamo dopo 4 canzoni.